Professoressa Prado, dopo la Biennale di Venezia espone ad Agrigento, la sua città, che emozioni prova? Sono felice e onorata di poter esporre qua ad Agrigento, finalmente, in questa location meravigliosa dal punto di vista storico e artistico, l'ex Collegio dei Filippini. Le opere che espongo sono circa una quarantina, un'installazione, 2 sculture core che rappresentano proprio la violenza contro le donne, che è un tema da me molto sentito, sia la violenza psicologica che la violenza fisica. Per quanto concerne le altre opere, sono dei viaggi reali, ma anche dei viaggi della memoria e poi il progetto processional. Massimiliano Rostelli, lei ha visitato questa mostra, qual è la sua impressione? Ma sì, non potevo non essere presente stasera in questa mostra dei miei carissimi amici, grandissimi artisti tra l'altro. La mia impressione è, diciamo che sono rimasto un po' allibito perché la creatività della mia amica Patrizia è eccezionale, grandiosa, diciamo senza dubbio che l'arte comunque è un linguaggio univoco ed è fondamentale avere creazione, ma soprattutto esprimere e trasmettere quello che loro fanno in una maniera eccelsa. Non c'è dubbio che oggi questa presenza, questa mostra in questo luogo qui ad Agrigento non può che portare arte in una città che ne ha già tantissima. Quindi sicuramente si organizzeranno tante altre manifestazioni, si lavorerà per organizzarne una prima di Natale su Palermo, ne stavamo parlando. E il messaggio che io lanciai poco fa agli artisti era semplice, era più che altro una sfida. Perché per una volta non riusciamo a portare l'arte nella politica e non la politica nell'arte? E quindi ora lascio a voi la riflessione su questo pensiero.